Allora, volevo... dopo facciamo un ragionamento, ma intanto voglio sentire un attimo, vediamo un contributo e poi voglio sentire anche la Confapi, vediamolo insieme. A fine anno, quando ho 100.000 euro in cassa, ne devo dare 65.000 euro al fisco. Marco è un medio imprenditore torinese nel campo dei cosmetici. Ha aperto la sua azienda per seguire una passione e una tradizione familiare e ogni giorno si scontra con le tasse più alte d'Europa. Qua vedi alcune foto di quando mia madre è iniziata. Negli anni 70 aveva questo piccolo laboratorio dove produceva. Mio fratello è in produzione, adesso te lo presento. Lavoriamo braccio a braccio, Laura, mia moglie è lì insieme ad altre persone. Una bella fetta di quello che si produce, però, va in tasse. Un rapporto della Corte dei Conti all'Unione Europea dice che il cuneo fiscale in Italia supera del 10% quello europeo. Presso le medie imprese come quella di Marco, il carico fiscale è addirittura del 65%. Gli stipendi netti quest'anno sono circa 500.000 euro. Avremo un costo del lavoro, noi lordo, di 800.000 euro. Abbiamo 130.000 euro di IRPEF, 60.000 euro di INPS e poi ci sono altri 150.000 euro a carico ditta di INPS, cioè una zuppa. Se io voglio dare a una persona 100 euro in più a fine mese che possa fare quello che vuole, a me costa 210 euro al mese. Quei soldi dove vanno? Chi li amministra? Chi li utilizza? La domanda è quella, li utilizza bene? Non ci fosse qualcuno fiscale, fossimo a livello europeo, della media europea, qua ci sarebbe un bel turboemulsore da 3.000 kg. Mi permetterebbe di aumentare, di triplicare quasi la produzione giornaliera e di più che raddoppiare l'occupazione. Sostanzialmente, quant'è il profitto di questo no, volevo sentire prima Carovale, no, dopo. I costi li ho visti, quanto lui incassa? Il profitto è una cosa diversa, parla di fatturato o di profitto? Sono cose Profitto? diverse. No, solo la differenza. No, lo so che lo sa. Sì. No, ma io volevo più questa Immagino che lei lo cosa. sappia. Diceva giustamente, se non ci fosse questo margine così alto di tassazione, che è una cosa mostruosa, forse noi non ci rendiamo conto perché ci navighiamo dentro, poi parli con i dipendenti, non se ne rendono, molti dipendenti non se ne rendono neanche conto, dipendenti dello Stato negano addirittura perché non hanno a che fare con questo, all'estero non ci credono e ridono se facciamo questa cosa qua. Però l'impresa potrebbe investire in ricerca e sviluppo, quello che tante volte si parla, no? Quindi innovazione, potrebbe investire anche in qualcosa di più e crescere, magari essere ulteriormente competitiva. Lei che cosa ne pensa? Allora vede questo stralcio, insomma, di realtà? Beh, allora sicuramente se ci fosse una maggior quantità di reddito che resta all'interno dell'impresa potrebbe essere utilizzato anche per farla crescere, perché poi le imprese nascono da un'idea, da un sogno e poi cominciano a produrre reddito, ma al di là di alcune valutazioni ideologiche un po' datate, il reddito lo producono per tutta la comunità nella quale operano, non solo per l'imprenditore, perché se no non sono un'impresa, sono una società di rapina che è un'altra cosa. Oramai non esistono più le società nelle quali l'imprenditore si mette in tasca un sacco di soldi e dà le briciole agli altri. Non è più così. Il punto è che i soldi a disposizione sono un certo volume e quindi quando noi siamo costretti per dare uno a spendere 2,5 circa e l'imprenditore si chiede dove vanno quei soldi là, e dove vanno? Dove vanno? In uno Stato come il nostro, nella quale ci sono una serie di diritti che vengono considerati acquisiti, che non hanno copertura. O meglio, prima diceva che noi abbiamo, la spesa sociale in Italia è molto bassa rispetto all'Europa. E non è mica vero, cioè è bassa se andiamo a vedere le voci legate alla spesa sociale che riusciamo a individuare in quel modo, ma tutti gli stipendi, tutti i salari, tutte le pensioni non dovute, tutto quello che in qualche modo mantiene milioni di persone al di fuori del meccanismo che dovrebbe essere quello, io lavoro, prendo un salario, uno stipendio, con quello mantengo la mia famiglia. No, io lavoro e prendo un salario, uno stipendio piccolo perché una parte della mia famiglia è sostenuta da questo, un'altra ha una piccola pensione, quell'altra ha una pensione di invalidità
e la sanità in teoria è gratuita per tutti, anche per quelli che potrebbero pagarsela, e in realtà mancano alcuni servizi, quindi è veramente una revisione profonda che bisogna fare di questa nazione. E anche il fatto di dire l'Europa ci condiziona, l'Europa ci mette in difficoltà. L'Italia versa alla Comunità Europea una somma di denaro, la quale viene restituita non del tutto all'Italia, ma se noi lavorassimo bene potremmo riutilizzarla tutta, per cui non è che noi diamo all'Europa 100 e riceviamo 10, allora loro se li stanno... No, li usiamo male noi. Bravo. E quindi andare in Europa a dire adesso tu devi darmi più possibilità perché io posso fare più spesa, non è una gran trovata, perché stiamo comunque creando debito, ancora una volta. Quindi o noi fermiamo le bocce, dovremmo essere in molti di meno a decidere le cose. Qua siamo in 6, siamo troppi. Perché qui, no, adesso scusatemi, no, certo, no vabbè, ma è chiaro, no, questa è una provocazione, però effettivamente è così, è tutto talmente parcellizzato in centri di potere, di decisione e di pressione su chi? Sui politici, che sono gli unici che sono legati al mandato elettorale che dura 5 anni se sono sfortunati, 10 se sono fortunati, 15 se sono sfortunati i cittadini, perché magari dopo 15 sarebbe bene che qualcuno intraprendesse anche altre attività. Perciò la nazione non è vero che è senza speranza, secondo me ne abbiamo e come, anche il nuovo lavoro può essere creato. Proprio in questa stanza abbiamo detto varie volte che ci sono una serie di lavorazioni accessorie o di semilavorati che noi continuiamo a comprare all'estero e che potremmo tornare a far fare in Italia perché oramai costano tanto quanto farli in Italia, solo che in Italia daremo lavoro ai nostri concittadini e quindi le nostre case varrebbero di più, la nostra vita varrebbe di più, i nostri commercianti avrebbero più margini e quindi potrebbero di nuovo far circolare il denaro. E queste sono operazioni che possono essere immaginate solo facendo riforme molto profonde, ma le riforme profonde passano attraverso il fastidio che creano a una serie enorme di piccoli centri di potere di cui l'Italia è pervasa e dalla quale è, secondo noi, ammorbata. Perché è stata alimentata. Certamente. Non è che sia nata, no, chiaro, ci sono delle responsabilità precise. Noi abbiamo dagli anni che non ci siamo accorti 70 in poi, dall'inizio dell'80, noi abbiamo imposto fardelli sui nostri figli e nipoti, finanziando qualcosa che non era finanziabile, creando aspettative che non potevano essere soddisfatte e adesso ci sentiamo poveri perché ci hanno tolto, è vero, qualche cosa che non potevamo permetterci. Questa è l'amarissima condizione. Noi qua non siamo, nessuno di noi a parte lui è un ragazzo, più o meno. Grazie. Voglio dire, è giovane, per non parlare di Elena, insomma, non è neanche classificabile. Ma noi abbiamo una serie di privilegi che ci siamo presi e continuiamo a difendere questi privilegi senza pensare che i nostri figli e i nostri nipoti questi privilegi non li hanno mai. E prima o poi si arrabbieranno sul serio. C'è una parte di questo paese che di privilegi non ne ha. Però Prego? C'è una parte di questo paese... certo, sì, che non ne ha mai avuti, ma nel loro piccolo... non sono giovani, possono essere certo, anche, ma adesso le classi veramente deboli di questa nazione sono i giovani. Vabbè. Assolutamente. Perché noi almeno ce ne andremo in gloria, prima o poi, tardissimo. I cosiddetti millennial, sono i millennial. Ecco, a questo proposito volevo chiedere a Sposato, visto che si occupa tra l'altro di allocazione di figure professionali, trovare lavoro. Il Job Act e la famosa categoria dei millennial, che sono tutti quei lavoratori giovani, perché ovviamente sono giovani, hanno trovato prospettive, secondo lei, con questa riforma? C'è stato un esito? Perché faceva parte di quelle cosiddette riforme strutturali che dovevano essere attuate, no? Sì, ma io intanto sposo in pieno l'ultimo passaggio del Presidente. Noi dobbiamo
dare una società migliore da come l'abbiamo presa ai nostri giovani. Noi diciamo spesso che i giovani non hanno voglia di fare, in realtà non li mettiamo in condizione di fare, non hanno delle chance. Quando, tu sai che sono anche un professore di scuola, quando l'altra volta, un mese fa, una ragazza mi ha chiesto: ma professore, ma è più facile trovare lavoro in Italia o all'estero? Rendete conto, cose che noi 20 anni fa o 10 anni fa neanche ci aspettavamo di ascoltare, nessuno si aspettava una cosa. Quindi i giovani ormai pensano che purtroppo, o per fortuna, non lo so, la loro vita debba essere lontana dalle nostre città. Ecco, quindi ai giovani dobbiamo dargli una speranza, e questo è un dovere che noi abbiamo, è un dovere grande. In merito al discorso della riforma, io sono stato critico, come sai Elena, da subito. Io credo che, continuo a credere, che bisogna aiutare le imprese che investono in innovazione. Quindi è stata utile o non è stata utile questa? I risultati li vedremo al termine del triennio, perché come sai sono aumentati i licenziamenti di carattere disciplinare, perché quelli discriminatori, come sappiamo, non possono essere fatti. Quindi al termine dei 3 anni noi vedremo un po' l'effetto di questo. Certo non ha dato una svolta all'occupazione, ecco, questo è fuori discussione. Cioè l'occupazione la creano solamente le imprese che lavorano in innovazione e sviluppo. È inutile che non le fa lo Stato, le imprese. Sempre l'impresa. Ecco, però, e qua condivido... E qua voglio dire, io l'aspettavo, e qua, non poteva dire qualcosa di diverso. E qua, ma in questo caso è inevitabile. Ognuno fa la propria parte. Aspetta che sta finendo, finisce io sono venuto in Vienna per fare l'insegnante. Soprattutto sono il professore di rapporto scuola alla spesa superiore. investita. Cosa? Dico, quel risultato sì, lì 19 miliardi investiti. No, io adesso non mi ricordo più cosa volevo dire. Sto invecchiando, Elena. No, allora, scusa. Sull'effetto del Job Act? Sì, l'effetto lo vedremo al termine dei 3 anni. Cioè noi, ecco, questo volevo dire, che sono le imprese a creare il lavoro, non è lo Stato, i decreti che creano occupazione. E condivido un passaggio anche, diceva Castagna, sul discorso che comunque in ambito locale si può comunque creare qualcosa. Cioè l'amministrazione può creare le condizioni, non può creare occupazione, può creare le condizioni affinché ci siano le condizioni per fare più occupazione. Ecco. Quindi, fosse proprietario anche di un'azienda di panettoni, l'abbiamo già visto, e non è la riproposizione di questo. Però che ci sia un'idea di uno Stato, di dove va la propria economia, e che aiuti attraverso varie forme, compresa anche la questione burocratica, amministrative, ma attraverso gli investimenti pubblici, l'indirizzo di un paese, su questo è innegabile. Ricordo a tutti che quando il dottor Marchionne andò in Germania per tentare di acquisire la Opel, il no non fu detto dal Landini tedesco, il no fu detto dalla signora Merkel, perché di fronte a un'assenza di un progetto industriale innovativo, la Germania, il cancelliere tedesco, disse no alla vendita dell'Opel alla Fiat. Quindi c'è in ogni paese l'idea di dove va la propria economia e come aiuta un sistema produttivo, senza per questo che lo Stato rimpianti. Sì, volevo chiudere il mio ragionamento evidenziando una cosa, che a tutti i livelli bisognerebbe che ci fosse meno spesa corrente, fermo restando quelli che sono i servizi che i cittadini devono giustamente avere, e più investimenti in conto capitale, cioè proprio legati all'investimento. Questo a mio avviso vale sia per l'impresa, a maggior ragione per l'impresa, ma anche a livello locale. Si può fare, ecco. Però Elena, chiudo, veramente non vorrei essere troppo invasivo, invadente, cioè bisogna però spostare l'attenzione, anziché rimanere sul problema che comunque c'è, quello dell'occupazione, della disoccupazione, sfocalizzare l'attenzione su come creare delle opportunità. Ecco, un discorso anche di energie, proprio di visione dell'approccio. Righetti, che cosa ne dice? Ma penso che bisogna... Ravvisate per esempio, voi ancora continuano ad essere tanti licenziamenti, persone che restano a casa, cioè imprese in crisi? Beh, ci sono ancora tante situazioni di crisi, sì, complessivamente sì, troppe, e non c'è un'inversione di tendenza strutturale, ecco, insomma c'è qualche ripresa soprattutto in qualche settore rispetto ad altri, però non c'è ancora un'inversione. Per quello riteniamo che ci sia ancora bisogno di investimenti anche di natura pubblica, che non vuol dire investimenti direttamente da parte... no, ma un sostegno da parte dello Stato sì. Ma un sostegno da parte dello Stato, che può essere
nella direzione del sostegno alle imprese che fanno certe scelte e che assumono certi progetti. Richiamo il tema della ricerca, dell'innovazione, della capacità di individuare segmenti di mercato fondati sulla qualità del processo e del prodotto che si offre. Ma penso anche a interventi che siano di natura strutturale rispetto a esigenze che il nostro Paese ha. Penso alla messa in sicurezza delle scuole, asili, delle scuole, degli asili, ma anche del territorio, la salvaguardia. Sì. No, cioè non sono temi astratti che si dicono per dire. Sono cose. Ci sono esigenze, bisogni reali, e sarebbero investimenti anche di carattere preventivo, perché quanti soldi spendiamo anche dal punto di vista dei costi di intervento sui tanti disastri che caratterizzano il nostro territorio. No? Ecco, per cui non si può generalizzare, ma anche bisogna distinguere, però, perché le cose non sono tutte uguali. Un conto è intervenire riducendo la corruzione, gli sprechi, le inefficienze, le furberie che caratterizzano molto mondo produttivo, non solo quello pubblico, no. Un conto è dipingere anche una prospettiva futura, perché dobbiamo stare attenti a non fare questo errore. Condizioni di minima garanzia e tutela della condizione di vita, del diritto e della possibilità di accesso a servizi pubblici essenziali, ma anche di avere un reddito dignitoso, un salario dignitoso, che passa ovviamente da avere un lavoro sano, possibilmente sta, e avere un diritto anche a garanzie sul piano del sistema sanitario pubblico, sul sistema dell'istruzione, sul sistema previdenziale. Io continuo a richiamarlo perché quello è un problema in prospettiva grandissimo. Assolutamente. No, ecco, quelli non sono privilegi. Del sistema sanitario? Perché noi spesso facciamo confusione. Quelle che mancano da noi. Cioè, siamo in una situazione talmente regredita in cui si tende, ma lo sto dicendo così generalmente, non lo sto attribuendo a qualcuno, no? Si tende a rappresentare come privilegi quelle che sono condizioni che dovrebbero essere condizioni di garanzia e di tutela di un minimo di benessere e di vita dignitosa. Leonardi, siamo proprio in chiusura. Io penso che su questa condizione da Eden, da paradiso, siamo tutti d'accordo. Però non è così. Purtroppo qualcuno lo deve anche pagare, oltre che costruirla, e i problemi nascono qui, innanzitutto in una... È presente in molti paesi europei, questa condizione paradisiaca è presente in molti paesi. C'è solo una cosa su cui lei agirebbe? Nord Europa, per esempio. Vabbè, ma no, è tutta un'altra politica, è tutto un altro mondo. No, sembra assolutamente. No, ma ha ragione Andrea, questo il tema della redistribuzione della ricchezza non è un tema astratto. Il problema è che non c'è più la ricchezza, cioè, la concentrazione ucciso il ceto medio. Ce n'è di meno, era la forza di questa nazione. Ma la concentrazione della ricchezza che si concentra nel 10% della popolazione, mentre l'altro 90% è un fenomeno mondiale e globale, ma è un fenomeno che caratterizza anche la società italiana. Perché non c'è più tempo, voglio dire che c'è anche un problema di equità in come si redistribuisce la ricchezza. È chiara la sua proposta, espropriare il 10% che ha la ricchezza, e questa è la proposta parlato di esproprio. Qualcuno lo deve pagare, il paradiso una redistribuzione più equa. Chi lo paga? Andiamo ad espropriare quel 10% che dice non è il paradiso, non è il paradiso. A questo punto vedremo chi fa la condizione di welfare presente in molti paesi europei. Noi in qualche caso ce la sogniamo fino a qualche anno fa, adesso no, perché la crisi ha colpito. Vedevamo i tedeschi, vedevamo i tedeschi comparire ad Abano a farsi i fanghi. Difficilmente un italiano andava a farsi i fanghi ad Hannover. Quindi vuol dire che un sistema di protezione sociale in molti paesi è superiore al nostro. Per la verità, nel nostro si è abbassato. Prima ho fatto riferimento al fatto che 11 milioni, no Fauline, 11 milioni di italiani non hanno i soldi per curarsi. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Perché i tedeschi ma io faccio il medico. Guardi, vuol dire anch'io sono andato a vedere, è un sesto della popolazione. Ho fatto la verifica. 400... Cosa è successo? No, è successo questo. Non è che gli ospedali siano diminuiti, è successo che il dentista ha meno reddito e si è calcolato su quel meno reddito perché è arrivata meno persone, l'oculista non ci va, cioè persone che avrebbero bisogno di cure mediche, no,
salva non so vita in che naturalmente. città viva lei, ma da noi l'oculista lavora, la gente ci va dall'oculista, ci va in Gli ospedale. 11 milioni non è un dato, sono le solite palle che cita 11 milioni, è un sesto della popolazione. È un sesto della popolazione. Ma da quando inquadra noi a Padova un sesto della popolazione? No, ma le posso garantire che molti non... Beh, guardi, che le posso... Non a Padova, è il ragionamento nazionale. Ma le posso garantire che molte persone non vanno al dentista perché non hanno i soldi per pagare il dentista. Ma adesso, scusi un attimo, adesso io vivo in questo paese, non è che vivo in un'altra parte, ma le condizioni di povertà che interessano le persone è abbastanza evidente. Oggi in Italia, guarda, le dico una cosa stratosferica. Non vediamo i problemi, ci sono. Noi siamo passati... Va in Slovenia, no, ma non ha i soldi per andare in Slovenia. Allora, noi siamo passati dal fatto... C'è un servizio pubblico anche. Posso dire una cosa? Dobbiamo chiudere. Una cosa stratosferica che vorrò citare. Dai, velocissima, la potremo dare ironicamente citata. Noi siamo una generazione che ha sempre pensato che se uno ha un lavoro è a posto, riesce a mantenersi, riesce a costruirsi la famiglia, riesce a costruirsi il futuro. Siamo in una condizione in questo paese che avere un lavoro significa essere sulla soglia di povertà, perché un lavoro da 400 euro che viene utilizzato significa stare sulla soglia di povertà, è chiaro. Eppure siamo una condizione, no, ma se uno ha il lavoro siamo a posto. Chi è il 400 euro? No, qualche volta anche a gratis. Allora mettiamola così, qualche volta qualcuno lavora a gratis, facciamo una generazione, lei ha detto una generazione di giovani, No, stiamo un attimo solo, basta. Io devo chiudere. Guardate che stavo un po' esagerando. Vivo in questo paese. Stavo un po' esagerando. Una battuta di chiusura, Portolani. Ma allora quello non è un lavoro. A gratis, sì, occupato, è occupato. Non è un lavoro, chi lavora è gratis. Portolani, una battuta di chiusura perché siamo in chiusura. Da concludere, c'è ben poco, qua sarebbe da aprire perché... No, io devo chiudere perché siamo fuori tempo massimo. La battuta, Elena, è da aprire di nuovo tutto perché qua stiamo esagerando. La verità è che probabilmente ci sono pensieri diversi, questo è chiaro, come noi. Una soluzione possibile è minima. Comunque, io lo ribadisco, ma l'ho ribadito anche gli altri, di fare delle riforme veramente strutturali per poter sicuramente abbassare l'imposizione fiscale, per poter dare una spinta all'economia, perché se non diamo una spinta all'economia forte, o con le politiche o con i soldi, ci sono chi è di competenza sopra noi non possiamo decidere. Se non diamo una spinta forte per riavviare il motore economico, non c'è poi il riavvio neanche dell'occupazione, dei salari, non è neanche più un problema quello, perché non ce n'è più per nessuno. Questo è il concetto. Chiarissimo. Concorda? Agire sul discorso di Sì, ma io ho anche una proposta che mi gira in testa da un sacco di tempo. No, è velocissima. E cioè, noi dobbiamo tassare i soldi che escono con i money transfer, perché tutto quello che è prodotto in Italia ha generato costi per la nazione Italia in termini di servizi e di varie cose. E noi abbiamo miliardi che si spostano da qua e a differenza di qualsiasi altra produzione di reddito in Italia non sono tassati e non resta niente in questa nazione che sta dando ospitalità. Quindi magari detassare qualcosa e tassare però questo. Però in ospedale ci vanno, aggiungo, in ospedale ci vanno tutti i servizi, e quindi magari potrebbe essere e non pagano. Punto. Perfetto, allora c'è tanto da dire, vabbè. Tanto da dire ancora, non abbiamo più tempo a disposizione, quindi grazie del vostro intervento, grazie a Luigi di fare un'osservazione in chiusura, una battuta. Solo che noi dobbiamo smettere di dare sempre la colpa agli altri dei nostri insuccessi. Ognuno nel proprio ambito, con le proprie responsabilità, deve rimboccarsi le maniche e darsi da fare. L'unica soluzione per uscire dalla crisi è creare occupazione. Dobbiamo orientare le energie in questa direzione. E anche lo Stato deve aiutare in questa scontasse meno basse, perché abbiamo visto un piccolo imprenditore che fine fa. Allora, vi lascio la pubblicità, dopo la pubblicità andiamo anche al quinto piano. Grazie, arrivederci, buonanotte, a domani. Grazie ai nostri ospiti. Buonasera.